Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo i nati del 14 marzo e quali caratteristiche presentano questi nati in base alle costellazioni visitate dalla Luna in questo giorno. Prima di intraprendere questo approfondimento vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie sempre del vostro sostegno. Vediamo dunque questi nati che appartengono al dominio di Ariete, al dominatore assoluto Ariete. Perché viene detto così? Molto semplicemente perché questi nati nascono nel mese di marzo, che appartiene all'influsso della costellazione Ariete come dominatrice proprio di questo mese, e la costellazione Ariete è anche la stella capo, vale a dire la prima costellazione attraversata dalla Luna in questa giornata e che dunque si pone a capostella, capobastoniera, cioè la prima dell'elenco di costellazioni di oggi. Dunque Ariete, Ariete, Ariete nel dominio assoluto. Questi nati, nonostante in questa data di nascita il segno zodiacale sia pesci, questo non lo toglie nessuno, non lo mette nessuno in discussione dal punto di vista dell'astrologia moderna. Il Sole si trova nei gradi di Ariete, ma per quanto riguarda l'astrologia antica e le costellazioni, il dominatore assoluto per questi nati è Ariete, dunque presentano un carattere tipicamente arietino, in grande intraprendenza, signorilità, ma anche focosità, in certi momenti difficile prevedere come si comporteranno, dunque un carattere impulsivo, anche per certi versi anticamente veniva detto pazzotico, dunque non prevedibile e dunque non rassicurante per chi è intorno, però intraprendenti e seri, comunque hanno molta serietà e sono anche attaccati a valori di spiritualità e di religiosità. Questo è un contributo della costellazione Leone, che in seconda posizione influenza in questo senso questi nati, che potranno comunque avere anche preferenza per quanto riguarda ad esempio le carriere di tipo militare o comunque all'interno dei corpi armati, dei corpi di polizia ad esempio. Sono anche favoriti nel commercio, nell'industria e nelle professioni che appartengono al dominio del loro giorno di nascita, vale a dire in base al governatore del giorno di nascita, tenderanno appunto a scegliere la professione o il tipo di industria e commercio del quale si occuperanno. La fortuna di questi nati è una fortuna media, dunque buona, positiva, favorevole. Il fisico forte e agile, sicuramente avranno molta predisposizione per gli sport e per le competizioni, sono sicuramente grandi competitori, competitivi molto al massimo, insomma proprio eh, perciò possono eccellere negli sport come in tutte quelle che sono le sfide o le gare o le competizioni in generale. Un altro aspetto di questi nati è comunque derivato insomma da alcune date e alcune età che toccano ciclicamente e possiamo indicare ad esempio che ad anni 4, mesi 4 volendo, anni 4 e poi avendo 7 costellazioni il loro quadrato di nascita si contano poi 6 anni ogni ciclo in aggiunta, perché la prima costellazione influenzerà poi in modo permanente, dunque non viene più conteggiata nei cicli di età, dunque abbiamo detto 7, ma la prima non viene conteggiata, dunque i cicli successivi al primo si formano ogni 6 anni. Se a 4 anni avranno questo genere di esperienza si ripeterà poi a 10 e poi a 16 e poi a 22 e così via. A quest'età abbiamo poi un passaggio un po' particolare, un po' pesante della costellazione Scorpione, che dunque sottopone questi nati
a delle perdite oppure discussioni, soprattutto questo quando cresceranno, probabilmente in seno all'ambito familiare, qualche episodio luttuoso, anche litigi per eredità, separazioni, tagli chirurgici, dunque potrebbe comunque indicare appunto questo genere di esperienze non troppo favorevoli, ma che siccome a seguito vi è la costellazione Toro, avranno comunque un esito abbastanza mite per questi nati. Detto questo, possiamo dire che in chiusura, essendo questo quadrato di nascita poi articolato e così popolato da costellazioni di terra in chiusura, sicuramente questi nati avranno dunque un aumento di fortuna, soprattutto nella parte finale della loro vita, in età matura e avranno dunque una vita che chiuderà molto positivamente per quello che riguardano i possedimenti e i beni, dunque avranno una grande solidità economica, ma in seguito negli anni, quando cioè supereranno un po' questa vena di incostanza e di imprevedibilità che li caratterizza soprattutto a giovane età. Grazie per avermi ascoltato fino qui, vi ricordo che se volete uno studio approfondito sulla vostra data di nascita non avrete che da contattarmi in privato e così potremo valutare appunto una personalizzazione. Grazie per avermi ascoltato fino qui e vi ricordo che se ancora non l'avete fatto sarebbe bello se vi iscriveste sul mio canale YouTube e anche al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie e a presto dalla vostra Hilde.